Buongiorno a tutti, ascoltate qui. No, gli altri alla nostra insaputa qua a lavorare, abbiamo uno che viene da Vo Euganeo. Gli altri sapete che Vo è... Stiamo assistendo col coronavirus a un fatto nuovo, ovvero la diffusione delle fake news tramite audiomessaggi. Ovviamente le messaggistiche, WhatsApp, Messenger sono uno degli strumenti primari per far girare contenuti di cui si ignora totalmente la provenienza. Chi l'ha girato, da dove arriva, non lo so, gira qui. Questo messaggio che avete sentito è un messaggio in cui sostanzialmente una persona con dialetto veneto, e bestemmiando per far ritenere più credibile la sua provenienza, dice sostanzialmente che una persona è scappata da Vo, dal paese in quarantena, per andare a infettare un'intera fabbrica. Questa notizia che abbiamo verificato è destituita da tutti i fondamenti, ma io volevo richiamare su di voi l'attenzione sul fatto che gli audiomessaggi stanno diventando un veicolo primario di propagazione di fake news. Ne abbiamo già sentiti altri 3 o 4. Le fake news più pericolose sono quelle verosimili, perché il verosimile assomiglia molto al vero, quindi non sono delle sparate colossali, ma sono delle cose che possono anche avere un tasso di attendibilità, ma che sono assolutamente non verificabili. C'è ad esempio un filone che è quello dei medici ostaggio dentro gli ospedali che non possono dire la verità perché altrimenti verrebbero licenziati, medici, infermiere, personale parasanitario che rivelano che qui sta succedendo di tutto, ci sono tantissimi contagiati, scenari apocalittici di questo tipo. Ci sono altri filoni per Vo, abbiamo assistito l'altro giorno a un altro vocale che diceva ad esempio che il vero paziente zero che aveva infettato il paese era una persona che era andato con una prostituta cinese, tutte cose di questo tipo. Io vi dico solo, noi verifichiamo, non rendiamo ancora più pubblicità a questi casi, ma voi che contribuite a girarli e ad aumentarne la viralità, vi prego state molto attenti.